Allora, quarto ospite di questa edizione del telegiornale di Video Regione di oggi, 24 giugno 2016, Adriana Mondolo, Front Furlana. Buonasera, grazie per essere presente nel nostro telegiornale. Allora, le riflessioni anche a livello territoriali e di comunità, perché insomma questa notizia sta facendo discutere un po' tutti su varie tematiche che riguardano l'Europa. Nel piccolo, insomma, anche del territorio friulano. Ci sono delle idee, delle proposte, abbiamo sentito anche Fontanini intervenuto, presidente della provincia. Quali le riflessioni che possono partire? Chi è a favore e chi contro di questa decisione? Io invece la prendo come un'ottima decisione, perché è stata data al popolo la possibilità di decidere, cosa che qui da noi purtroppo non succede. Qui decidono quei 4 gatti che abbiamo sempre lì in alto e la popolazione però non è contenta. Io vorrei vedere, se questo referendum fosse stato fatto in Italia, il risultato quale fosse. A parte poi l'altissima affluenza, perché abbiamo visto il 72,2% di inglesi che hanno votato. Tra l'altro si vota durante la settimana, nei giorni feriali, da noi si vota nei giorni festivi ed è pure anche bassa l'affluenza. Premettiamo che lì magari c'è un'altra cultura anche per questo, no? Noi abbiamo una cultura purtroppo diversa. Perché è uscita l'Inghilterra? Perché probabilmente la popolazione non si trovava bene in questo contesto. A parte il fatto che l'Inghilterra si stampa la moneta da sé, e questo non è da poco assolutamente, invece noi dobbiamo comprarla, la nostra moneta. E poi le regole dell'Europa quali sono? Ogni nazione ha le sue regole, qui non c'è una regola uguale per tutti, quindi la popolazione, specialmente qui da noi in Italia, non è contenta di questa Europa. Io vorrei proprio fare un referendum per capire veramente quello che la gente pensa, perché il malcontento, la corruzione, anche la disinformazione voluta perché la gente non capisca, qui in Italia viene fatto. La globalizzazione ha portato più danni che utili, questa è una mia convinzione. In realtà doveva portare diritti a chi non ce li aveva, ma li ha tolti a chi ce li aveva probabilmente. In toto. Anche nel mondo del lavoro vediamo che cosa sta succedendo. Ma lei ha mai visto quante case si stanno vendendo nella nostra regione in questo periodo? Perché la gente non ce la fa più? Allora questa Europa, questo euro, cosa ci ha portato? Miseria. Miseria ci ha portato. Adesso la nazione Italia, da come la vedo io, è diventata la pattumiera dell'Europa, perché qui si sta scaricando di tutto e di più del peggio che può essere in giro. Abbiamo sul nostro territorio, andando adesso un attimino appunto perché l'Europa non tutela l'Italia, abbiamo degli scandali vergognosi sull'assistenza che si sta dando a queste persone che arrivano. Abbiamo visto che chi può rubare ruba senza remora di nessun tipo. Però per me il ladro è chi ruba, chi tiene il sacco e chi continua a dire di accoglierli, perché questo non fa altro che incentivare chi ruba. Quindi è ora di smetterla di essere così buonisti, perché è un danno tutto a nostro discapito, a noi che lavoriamo, a noi che non abbiamo più la certezza del lavoro. Dove dobbiamo andare? Io mi auguro che in Italia sia così lungimirante la nostra politica che ci dia la possibilità anche a noi di decidere, perché se la popolazione non è contenta di quello che decidono in alto, viva Dio, il benessere non deve essere solo per quelli che stanno su, il benessere dovrebbe essere tutelato per tutta la popolazione, cosa che da noi purtroppo non esiste. Abbiamo visto con le ultime votazioni che è stato qui in Regione come la gente si sta rivoltando a questo modo di far politica. Noi ringraziamo Adriana Mondolo, Front Furlana, per questa riflessione sempre pungente e azzeccata anche in alcuni concetti che riguardano un po' il territorio. Rimanga con noi perché stiamo per concludere il telegiornale, si è aperto stamattina il CROA.